Nel rapporto stilato dalla Confindustria con il Cerved si registra un boom delle piccole e medie imprese in Sicilia nell'anno 2022. Ecco i numeri principali. La Sicilia il 2022 segna infatti per Confindustria l'anno di ripresa dopo lo shock pandemico. La Sicilia è tra le regioni italiane, con il Molise, la Puglia e la Calabria, che registra il maggiore aumento di piccole e medie imprese in Italia. Il dato, più 7,2%, è superiore alla media italiana e alla media del nord, del centro e del mezzogiorno. Resta alto il costo del debito sopra la media italiana e sopra quella del sud. Sul fronte del valore delle imprese, calcolato dagli indicatori di bilancio, il ROE, Return on Equity, ossia la redditività del capitale proprio in ogni azienda, non ha subito alcuna variazione. Dal 2021 al 2022 per la media delle imprese in Sicilia. Il dato è positivo se si guarda al confronto con le medie delle altre aree del paese. Il ROE delle imprese diminuisce nella media italiana e anche nelle grandi aree, mezzogiorno, centro e nord. Alessandro Albanese, presidente di Confindustria Sicilia, afferma come stiamo lentamente uscendo dall'emergenza, ma se vogliamo colmare il divario strutturale tra il nord e il sud è necessario un rilancio a livello del sistema del paese. Per Albanese occorre una spesa efficace ed efficiente, solo così il PNRR rappresenterà per noi un'occasione storica. E poi bisogna potenziare gli strumenti a supporto delle imprese per affrontare i costi delle trasformazioni green e digitale. Occorre farlo subito e adesso, afferma Alessandro Albanese, presidente di Confindustria Sicilia.